Confindustria veneziana punta sui mercati internazionali e annuncia 2 missioni in Brasile e in Russia in vista dell'Assemblea Generale. Grande cordoglio in città per la morte di Bruno Tosi, giornalista, regista, vulcanico uomo di mondo veneziano. Voleva un museo dedicato alla Callas. 49esima edizione del premio Papa Giovanni XXIII, premiata l'Associazione contro le leucemie per il sostegno alla ricerca. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. 2 missioni in Russia e in Brasile è quanto sta preparando la Confindustria veneziana nei prossimi 6 mesi per rilanciare le oltre 1200 imprese che vi aderiscono. L'Assemblea Generale della Confindustria in programma il 21 settembre prossimo punta sui mercati internazionali partendo dai dati positivi dell'export e sulla città metropolitana. L'OCSE riconosce cioè motori di sviluppo trainante proprio le città metropolitane. Nell'intervista Francesco Miggiani, direttore della Confindustria veneziana, racconta le strategie dell'associazione di categoria. Il messaggio che noi vogliamo lanciare nell'Assemblea va in 2 direzioni. Da una parte essere presenti sui mercati internazionali, quindi sviluppare una capacità forte di presenza in contesti nuovi per noi e dall'altra parte attirare investimenti. Come valorizzare le eccellenze? Avete in programma anche un allestimento di un qualcosa qui in Confindustria? Sì, infatti, sotto questo punto di vista stiamo lavorando e siamo arrivati a un punto molto buono nella realizzazione di un nostro importante progetto che è l'Atelier delle Eccellenze Veneziane, che sarà un luogo fisico e virtuale dove sarà possibile a questo punto vedere i prodotti eccellenti di tutte le aziende del nostro territorio, sarà possibile far venire le delegazioni internazionali, sarà possibile far incontrare gli imprenditori. Quante aziende ha perso Confindustria negli ultimi tempi? Allora, abbiamo perso un certo numero di aziende e questo è connesso evidentemente all'andamento più generale dell'economia del territorio, però abbiamo anche acquisito un numero significativo di nuovi associati, tant'è che gli associati nuovi che hanno aderito a Confindustria nei primi 6 mesi di quest'anno sono addirittura in numero superiore rispetto al numero di associati nuovi che avevamo reclutato nello stesso periodo dell'anno scorso. Intanto è cominciata la fuga dall'area metropolitana di Venezia. Fossalta di Piave e Scorzè hanno votato per il divorzio e anche a Vigonovo in un referendum domani e domenica decideranno se lasciare la città della Serenissima. Se ne andrà anche Mira se non andrà in porto l'elezione diretta del sindaco. C'è chi preferisce Padova e chi Treviso e anche nel San Donatese ci sono divergenze con il comune capoluogo. C'è inoltre chi è convinto che la città metropolitana, che dovrebbe partire nel 2014, non si farà mai, ma questa è un'altra questione. E cambiamo argomento, parliamo del cordoglio in tutta la città di Venezia per la scomparsa di Bruno Tosi, giornalista, regista, uomo di spettacolo. A Venezia ha dato davvero molto e forse non ha ricevuto tutto ciò che meritava. È morto con il cruccio di non aver allestito un museo dedicato a Maria Callas, di cui ha collezionato moltissimi ricordi e cimeli. Televenezia lo ricorda con un'intervista che aveva realizzato nel febbraio del 2011. Grande cordoglio a Venezia per la scomparsa di Bruno Tosi. È morto a 75 anni dopo una lunga malattia che ha aggravato il suo stato di salute negli ultimi 3 mesi. Si è spento ieri in ospedale circondato dagli amici più cari come Maria Grazia Bortolato, sua grande collaboratrice. Regista, giornalista, uomo di spettacolo, ha legato il suo nome al premio Una vita per la musica all'associazione Arthur Rubinstein, con cui ha portato dal 1979 ad oggi a Venezia i più grandi esponenti della musica classica, della lirica e della danza, come Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Instancabile, ha messo assieme la più grande collezione esistente dedicata a Maria Callas, immagini, lettere, oggetti. Negli ultimi anni si è battuto per allestire un museo a Venezia e ce ne ha parlato in un'intervista che ci ha rilasciato l'11 febbraio del 2011. Io ho cominciato facendo il giornalista, siamo colleghi 50 anni fa e amavo la musica, poi così ho scoperto Maria Callas. Non avrei mai pensato che lei ci lasciasse così presto e che io avrei portato la mostra nel mondo. Adesso io ho la più grande collezione al mondo riguardante i cimeli memorabili di Maria Callas e non vorrò mai che vada disperso. Perciò è mia volontà, l'ho già annunciato da tempo,
di donare a Venezia la mia collezione e spero alla fine del prossimo anno di farne un museo perché resti a disposizione di tutti questo patrimonio, non tanto gli abiti, le lettere, l'immenso patrimonio della più grande cantante del nostro tempo. Se c'è un museo dedicato a Vedova può coesistere certamente un museo dedicato a Maria Callas. Ha fortemente contribuito alla rinascita del Carnevale, riscoprendo la tradizione delle Marie e facendola conoscere in tutto il mondo. Un signore che trattava le sue ragazze come delle figlie e a loro dava consigli e amicizia. Nell'intervista abbiamo raccolto un po' il suo testamento spirituale. Ve lo riproponiamo. È l'ultimo saluto di Televenezia ad un grande veneziano. Il consiglio di essere se stesse, di essere più se stesse, di mantenere sempre il sorriso e la loro schiettezza, simpatia e semplicità. Intanto il Comune di Venezia cerca sponsor per restaurare il ponte di Rialto. Ha bisogno di 5 milioni di euro per rimettere a nuovo il ponte più famoso del mondo. A breve, ha annunciato l'assessore Alessandro Maggioni, sarà pubblicato anche il bando per il ponte dell'Accademia. E ancora rimaniamo a Venezia, dove oggi si è svolta la festa della Polizia Municipale a Palazzo Ducale. Il comandante Luciano Marini ha ricordato che nell'ultimo anno sono cresciute le attività di indagine e di controllo, nonostante l'erosione di personale. Un'attività favorita anche dalla recentissima autorizzazione da parte del Ministro dell'Interno Cancellieri ad accedere agli archivi europei IFADO, che consentono di accertare i precedenti penali delle persone da identificare. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana. In provincia di Venezia si preannuncia un fine settimana ricchissimo di feste, spettacoli ed eventi speciali. Vediamo insieme le proposte più interessanti. Ritorna in grande stile l'attesa Fiera di San Matteo a Mirano. L'antica sagra paesana durerà 5 giorni, da venerdì 14 a martedì 18 settembre, e offrirà ancora più divertimenti rispetto al passato. Ci saranno infatti ben 55 attrazioni, tra cui 2 giostre nuove, un polipo e un pendolo, e poi 90 bancarelle con prodotti artigianali, mentre gli stand gastronomici avranno un bel da fare per accontentare decine di migliaia di ospiti anche da fuori provincia. La fiera non celebra il patrono di Mirano, che è San Michele Arcangelo, bensì San Matteo. La decisione risale al 1477 e fu presa dal Senato Veneto per non sovrapporre la festa di Mirano a quella di Mestre. Visite gratis domenica 16 settembre all'ospedale di Dolo. In occasione della 12ª giornata dedicata alla salute sarà possibile sottoporsi gratuitamente a controlli di glicemia, pressione, spirometria, stato nutrizionale e via dicendo. Ma la manifestazione, organizzata dall'ULSS 13 col patrocinio della Conferenza dei Sindaci e la collaborazione di una ventina di associazioni locali, comprende anche altre iniziative come una marcia, una biciclettata, mostre di foto e pittura e presentazioni di libri sotto lo squero. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana per parlare soprattutto di ambiente e salute. Nessuna emergenza tumori nell'ULSS 7. L'azienda sanitaria di Pieve di Soligo, dati alla mano, mostra che il numero di decessi è analogo a quelli dell'ULSS 8 di Asolo e addirittura sotto la media del Veneto. L'ULSS 7 risponde così al consigliere regionale Laura Puppato, che aveva paventato un aumento dei linfomi nei comuni del Prosecco, dovuto all'abuso di pesticidi. La correlazione fra fitofarmaci e tumori continua comunque ad essere indagata. Nel 2012 è partito uno studio pilota sull'esposizione ai ditiocarbammati, fungicidi fra i più utilizzati dai viticoltori. A Vittorio Veneto, attori cercasi per un film sulla vita di San Tiziano, patrono della diocesi. La selezione è prevista ad ottobre e le riprese si svolgeranno a novembre fra Eraclea, Oderzo, Motta di Livenza e Ceneda, in particolare nella zona del Duomo. Per questo la troupe è in attesa del via libera da parte del vescovo. Il regista è Ferdinando De Laurentiis, mentre la produzione è di Thomas Toffoli. Per raccontare la storia
storia di San Tiziano, serviranno di sicuro molte comparse di età diverse. Chi fosse interessato a questa particolare esperienza può iscriversi tramite Facebook. Andiamo infine nel Padovano, dove la crisi ha come positiva conseguenza quella di ridurre i rifiuti. Sentiamo un po' in che percentuale. La crisi alleggerisce le pattumiere, cala drasticamente la produzione di rifiuti nei comuni della Bassa Padovana e del Piovese, un chiaro indicatore della contrazione dei consumi, dovuta senza ombra di dubbio alla crisi economica. A rivelarlo sono i dati relativi al 2010 e al 2011. Lo scorso anno i cittadini dei 58 comuni dei bacini Padova 3 e 4 hanno conferito ben 12.750 tonnellate in meno rispetto all'anno precedente, quasi il 12% in meno. Se si pensa che un sacchetto di spazzatura pesa poco più di 1 chilo, sono 12 milioni di sacchetti in meno, tendenza confermata anche per il 2012. A piove di sacco, regole ferree per chi frequenta i parchi pubblici sono contenute nel nuovo regolamento di polizia urbana allo scopo di lasciar fuori malintenzionati e persone di dubbia moralità e limitare il disturbo della quiete. Le norme prescrivono l'utilizzo di giostrine e giochi fino a 12 anni e in presenza di un adulto, vietati i rumori molesti, abbandonare rifiuti, imbrattare arredi e panchine, raccogliere fiori e piante, giocare a pallone nelle aree non dedicate. Particolari regole interessano i cani. Le multe vanno da 50 a 300 euro. Sarà l'AIL veneziana, l'associazione italiana contro le leucemie, a ricevere quest'anno il premio intitolato a Papa Giovanni XXIII. La cerimonia si svolgerà domenica mattina nella chiesa di San Zaccaria. Eccovi un'anticipazione con i protagonisti dell'evento. È un premio che fa scoprire l'anima silente e altruista della città, le persone che si dedicano agli altri senza smania di apparire. Del resto, l'intitolazione a Papa Giovanni XXIII, emblema stesso della bontà, parla chiaro. Così come è naturale che l'evento si svolga in Laguna, dove Angelo Roncalli visse 5 anni come patriarca. Altro elemento non casuale è la chiesa di San Zaccaria, dove si trovava il più importante convento femminile di Venezia. Il premio Giovanni XXIII viene conferito nella parrocchia di San Zaccaria, nella cui chiesa noi siamo attualmente presenti, in ricordo anche della visita che il Doge ogni anno faceva alla chiesa nel giorno di Pasqua per ricordare il dono che le monache avevano fatto al Doge del terreno del Brolo sul quale fu ampliato il Palazzo Ducale e la Piazza San Marco. La visita del Doge è anche rappresentata in un grande quadro che sta all'ingresso della chiesa, in cui viene rappresentata il Doge che si reca appunto in omaggio al convento delle monache per ricevere il corno ducale che veniva ogni anno donato dalle monache e lui ricambiare con un dono. In ricordo di questa visita e della festa del Santo Cristo che si svolgeva la terza settimana di settembre in ricordo della celebrazione liturgica della esaltazione della croce, 49 anni fa, nel 1964, un comitato e il parroco di allora istituirono il premio intitolato a Papa Giovanni XXIII, da poco defunto nell'anno precedente. Ma veniamo al presente, un presente che ha il volto generoso e illuminato dell'AIL, l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. La sezione veneziana, alla quale domenica 16 settembre sarà assegnata la 49esima edizione del premio Giovanni XXIII, è attiva e prodiga nonostante i tempi difficili, tant'è che oltre a sostenere i malati e le loro famiglie, offre un contributo prezioso anche alla ricerca.
In questa fase è molto importante il nostro sostegno alla divisione di ematologia dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, che è stata rinnovata anche con nuove attività trapiantologiche, cioè si riprendono a fare i trapianti di midollo anche da donatore estraneo alla famiglia, che è una delle terapie più indicate per vincere le leucemie e i linfomi. Quindi abbiamo fatto delle donazioni di supporti tecnici, abbiamo pagato, stiamo pagando delle borse di studio e dei contratti per data manager, per ricercatori e biologi. Il premio, promosso dalla parrocchia di San Zaccaria, sarà consegnato nelle mani di Mariangiola Perale, fondatrice della sezione veneziana dell'AIL. Sarà una festa bellissima, come sempre quando esperienze e ideali di un piccolo gruppo si allargano come cerchi nell'acqua, abbracciando tutta la città. Quindi vi ricordiamo questo bel appuntamento domenica prossima alle ore 10 qui a San Zaccaria, un'occasione per stare insieme, per stringerci vicino anche ai testimoni dell'assistenza a questi pazienti, momenti che per le nostre associazioni e per il volontariato sono tappe molto importanti, e quindi ringraziamo ancora per questo riconoscimento il parroco Carlo Seno, il presidente del comitato del premio Giovanni XXIII Giuliano Zanon e tutti coloro che felicemente vorranno partecipare anche per un successivo momento conviviale. Quindi speriamo di vedervi tutti domenica prossima 16 settembre. Riprende oggi la nostra rubrica Lo Zoom del Gazzettino, che avevamo interrotto con la sospensione del nostro telegiornale nel mese di agosto, e anche in questa occasione sono andata negli studi di Radio Venezia e ho commentato le notizie della settimana assieme con il caporedattore del Gazzettino, Tiziano Graziottin. Benvenuti allo Zoom del Gazzettino, siamo negli studi di Radio Venezia e con me Tiziano Graziottin. Ciao Tiziano. Ben ritrovati. Allora, l'argomento della settimana non può non essere l'aggressione a Sinopoli, direi ha sconcertato un po' tutta la città, no? Sì, ha sconcertato perché alla fine si partiva da un invito di una persona in auto che diceva: scusate ragazzi, fatemi passare con un colpo di clacson. Di qui questa reazione violenta, reiterata, perché addirittura se la sono presa una volta e poi una seconda volta, anche il fatto stesso di ragazzi giovani con una persona anziana, che insomma di per sé è un atto molto vigliacco e molto riprovevole. E soprattutto insomma questa vicenda ha riportato un po' al centro il tema del bere eccessivo, soprattutto degli spritz bevuti fino a ubriacarsi, che sicuramente sta diventando un problema della nostra società. Sì, ecco, diciamo che non è un caso isolato, no? Perché c'è stato un altro episodio, proprio anche questo all'uscita di una festa sabato a Venezia, quindi sicuramente avevano bevuto, un'aggressione, un pugno, e un commercialista è finito in ospedale con una mandibola fratturata, quindi voglio dire, ci sono queste reazioni eccessive. Sì, soprattutto c'è una facilità ad alzare le mani che è preoccupante, una facilità che si amplia quando le persone sono in stato di ebbrezza, e ripeto, il grande tema, come del resto hanno sottolineato persone intelligenti come il vice sindaco Simeonato, lo stesso Bettin, Monsignor Bonini, eccetera. Insomma, il problema è l'eccesso di alcol, perché se, voglio dire, ci sono i consumi in quantità moderata, corretta, voglio dire, non è sicuramente un problema, però c'è una cultura dell'alcol all'eccesso che si sta diffondendo. Proprio gente veneta, no? Parlava addirittura di questi spritzauer anche in parrocchie, quindi dei fenomeni da tenere sotto controllo, da monitorare, perché poi se si verificano questo tipo di situazioni vuol dire che i buoi sono scappati alla stalla, insomma, certo. No? Speriamo che i ragazzi soprattutto ci ascoltino, no? Allora, altra notizia importante: la città metropolitana comincia il fuggi generale da Venezia.
Sì, Fossalta di Piave ha votato il no all'adesione e quindi teoricamente un approccio con Treviso. Lo stesso ha fatto Scorzè, a Vigonovo in questi giorni c'è il referendum per andare con Padova. Il Veneto orientale ha detto sì, noi aderiamo, però poi ha posto dei paletti che Venezia ha già detto che non accetterà. Quindi insomma c'è una situazione di frantumazione. Il grande rischio alla fine è che questa città metropolitana, che doveva essere una grande opportunità, che può essere una grande opportunità per Venezia, venga depotenziata da una fuga o da una guerra tra i comuni, e abbiamo a volte l'impressione anche una guerra tra posizioni politiche. Sì, ecco, infatti, cioè, l'idea è che comandi il sindaco di centrosinistra di Venezia, quando invece molti comuni non hanno il sindaco di centrosinistra, quindi questo è un po' il nodo e si dovrà insomma capire come, a parte che c'è molta gente che dice che addirittura non si faranno neanche mai le città metropolitane, quindi anche questo sarà da vedere. Senti, altra notizia, insomma un autobus intero di ladruncoli che si sono intrufolati nell'outlet di Noventa per depredare un negozio. Sì, noi siamo rimasti senza parole quando abbiamo letto questa notizia, no, che ci è stata data dalle forze dell'ordine, di un assalto addirittura partito da un pullman Gran Turismo fermatosi all'auto di Noventa e conclusosi con 2 arresti e 11 denunce. 42 erano i passeggeri. Esatto. Poi, a dire la verità, la sorpresa si è un po' attenuata quando abbiamo scoperto che si trattava di tifosi, probabilmente ultras del Montenegro, reduci da una trasferta. Sappiamo che questa bruttissima abitudine c'è, però va detto che la reazione delle forze dell'ordine è stata importante, hanno lavorato anche con le telecamere, e quindi 2 sono stati arrestati, uno è finito in carcere e ci rimarrà per qualche mese, e quindi insomma il segnale è stato dato, anche se pensiamo ai poveri commessi del negozio Nike di Noventa, che credo siano stati anche spaventati da questa torma di vandali che gli è capitata dentro. Certo. Senti, ultima notizia, non possiamo non darla, un omaggio al grande Bruno Tosi, che purtroppo ci ha lasciato, si è spento ieri pomeriggio alle 17. Sì, per noi una notizia doppiamente brutta, perché Tosi era un amico del Gazzettino, no? Con il Gazzettino abbiamo organizzato molte cose assieme, pensiamo alle Marie, la festa proprio, diciamo, clou, vorrei dire, del carnevale veneziano. Una grande persona, una persona di cultura, anche tra virgolette un fanatico di Maria Callas, no? Lui ha dei cimeli straordinari, e credo che sarebbe bello che fosse rispettata la sua volontà, che proprio magari nascesse un museo con tutte queste cose, questi cimeli magnifici che lui ha della grande cantante. Sì, che era infatti poi l'argomento, il suo cavallo di battaglia, era una delle ultime battaglie che stava facendo prima di morire. Bene, concludiamo qui questo spazio riservato allo Zoom del Gazzettino. Noi ci vediamo venerdì prossimo, grazie per averci seguito. Arrivederci. E ora le previsioni del tempo. Bel tempo fino alla prossima settimana, con temperature nella media stagionale. Sabato 15 settembre, cielo sereno con ottima visibilità, valori in aumento compresi fra i 14 e i 24 gradi, mare calmo o poco mosso. Domenica 16 settembre, cielo poco o parzialmente nuvoloso, minime in salita, massime stazionarie, mare calmo o poco mosso. Lunedì 17 settembre, ancora cielo sereno, tutt'al più con qualche nube, livelli termici pressoché invariati. Martedì 18 settembre, soleggiato con velature in transito, minime e massime in salita, comprese fra i 15 e i 27 gradi. La marea di sabato 15 settembre è sostenuta, la massima alle 11:15 90 cm, la minima alle 4:50 meno 5 cm. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti, buon proseguimento e buon fine settimana.